questa forzatura della Lega è già finita? Come la immagina lei? Ma io credo che il centrodestra in Veneto, intanto saluto tutti, ma credo che il centrodestra in Veneto vada come sempre unito e chiaramente abbia tutta la capacità e la forza di poter vincere, anche perché in questi anni il centrodestra ha governato bene, ha fatto opere, ha fatto tutta una serie di interventi e non c'è motivo per cambiare. E il Veneto sarà ancora il centrodestra unito e saremo tutti assieme col miglior candidato presidente, dove noi lo sotterremo con tutti i nostri candidati di tutta la coalizione. Quindi secondo me anch'io condivido che saremo uniti e faremo una grande campagna elettorale per il Veneto, ma soprattutto per i cittadini, per chi ha bisogno di avere risposte concrete. Quindi parlo dai nostri anziani in particolare, alle famiglie, ai nostri piccoli imprenditori, ai nostri artigiani, ai nostri commercianti. Bisogna come sempre essere in mezzo tra la gente per dare quelle risposte fondamentali che oggi ci chiedono i nostri cittadini. E il Veneto non ha fatto chiacchiere, non ha fatto urla, non ha corso dietro alle piazze, eccetera, ma ha fatto sempre fattori di concretezza, di serietà e di professionalità. E io credo che oggi, ancora una volta, ritorniamo su questi parametri. E da sempre il centrodestra in Veneto, parliamo di Veneto in particolare, saprà dare queste risposte.